2, 3. Pressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Pressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Rieccoci a Bresa Belesa. Forse non tutti sanno che a Brescia, tanto tempo fa, c'era un antico e piccolo teatro che si chiamava Teatri del Fic. Dove stava? In Corso Palestro, in via Cattaneo oppure in via della Rocca? Seconda domanda, a chi è dedicato il monumento di Piazzetta Cremona? Ai deportati nei campi di concentramento, ai marinai d'Italia oppure agli alpini? E la Grösto, che cos'è la Grösto? È l'aragosta, la corda oppure la crosta? Restate qui su Teletutto, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. C'è Don Marco, vedete che è un consacrato giovane di grandi speranze. Senti, caro Don Marco, tu di origine, di che origine sei? Sono della Franciacorta. Franciacorta di che paese? Cologne. Cologne. Un saluto a tutti i colognesi che ci stanno seguendo. Sempre, giustamente, il cuore sempre là batte. Ma e invece ora dove svolgi il tuo ministero? A Borgo Satollo. A Borgo Satollo. Una bellissima cittadina a sud di Brescia. Sì, sappiamo tra la città e la campagna. Sì, azienda promozione turistica potrebbe fare. È il Teatrino del Fic, caro il nostro Don Marco. A Brescia c'era il Teatrino del Fic, tu non lo sai perché sei troppo giovane. Dove stava? In Corso Palestro, in via Cattaneo o in via della Rocca? Sparo, già lo vedo. Corso Palestro. Corso Palestro. A chi è dedicato il monumento di Piazzetta Cremona a Brescia, dove c'è il Genio Civile, per intenderci? È presente quella zona lì? C'è un monumento. A chi è dedicato? Ai marinai d'Italia, agli alpini o ai deportati nei campi di concentramento? Agli alpini. Agli alpini, tu dici tanto un monumento agli alpini, sta bene dappertutto. E la Grösto, che cos'è Don Marco la Grösto? Conosci tu il dialetto? No. Niente, la Grösto. Non sai cos'è la Grösto? L'aragosta, la corda o la crosta? La crosta? La crosta. È simile. La crosta, il formaggio. Ah, Lorenzo, che fatica, che fatica. Tu che fai, Lorenzo? Sei fidanzato, sposato? Sei Sposato. Scusa, con bimbi? Figli? 3 bimbi. Quante che età hanno questi bimbi? 9, 6 e 3. 9, 6, 3, fatelo tribulare papà, mi raccomando, quando c'è casa, mamma sola fate i bravi, ma quando volete litigare aspettate il ritorno del papà. No, sono bravi, dai, li salutiamo. Sono bravi, salutiamo. Ciao Filippo, Emma e Giovanni. Abbiamo scritto i loro nomi sul gobbo perché non se li ricordava. Senti un po', caro mio Lorenzo, a Brescia c'era il Teatri del Fic, ma tu non eri ancora nato. Di che anno sei tu, Lorenzo? 76. Pure tu, cioè 76 sei nato, vabbè, pure io. In Corso Palestro, in via Cattaneo o in via della Rocca? Dov'era questo Teatri del Fic? Via della Rocca. A botto però, Allora, in piazza Cremona, in piazzetta Cremona, Brescia, sai dove è piazzetta Cremona? Dove c'è il Genio Civile? Sì. C'è un monumento, ci hai fatto mai caso? Cioè, sì. Lì dove c'è il parchetto. Questo lo sai. Monumento ai deportati nei campi di concentramento, ai marinai d'Italia o agli alpini? Guarda a me. Ai marinai d'Italia. Lo vedi che lo sai? La Grösto, che cos'è la Grösto? La Grösto? Di formaggio? La Grösto di formaggio, ti piace la Grösto? Certo. Sì, come? Cruda o alla brace? Alla brace. Lo vedi? Si intende? Bene, allora ecco le soluzioni. Questo piccolo e antico Teatri del Fic era in via della Rocca, dove oggi si trova il Teatro Santa Chiara. Pensate, era un teatro illuminato a gas ed utilizzato dalle compagnie teatrali amatoriali della nostra città. Il monumento poi di Piazzale Cremona è davvero simbolico e molto particolare, dedicato ai deportati nei campi di concentramento. E la Grösto, no, la Grösto non è l'aragosta, vi piacerebbe avere un'aragosta Grösto nel frigorifero. La Grösto è la crosta, però è buona pure questa. Bene, grazie allora anche per questa occasione e vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima. Arrivederci.